I tamponi restano ovviamente gratuiti per ragioni cliniche, di contact tracing e per screening epidemiologici decisi dalle varie aziende sanitarie, ma c'è comunque la possibilità di recarsi al Covid Point per sottoporsi al test, se si vuole, pagando in formato digitale. Vediamo quali sono le disposizioni del nuovo piano di salute pubblica in tema proprio di tamponi. Rimangono gratuiti tutti i tamponi che vengono fatti in caso di indicazioni cliniche, quindi la persona che presenta sintomi sospetti, quindi tutti quei tamponi che vengono fatti nell'ambito delle indagini epidemiologiche o del tracciamento dei contatti, quindi tutti quelli che hanno una motivazione clinica rimangono gratuiti, così come i pazienti che accedono al pronto soccorso, oppure in previsione di un ricovero programmato, secondo le procedure delle singole aziende. Ancora, abbiamo mantenuto gratuito quello che è lo screening periodico che viene fatto agli operatori delle strutture sanitarie. E vale anche il tampone gratuito per operatori e ospiti delle strutture sociosanitarie territoriali, e limitatamente a questi due contesti, quindi strutture sanitarie e strutture sociosanitarie territoriali, il tampone è gratuito anche per i visitatori, rispettivamente quindi dei soggetti ricoverati nelle strutture sanitarie e degli ospiti delle strutture sociosanitarie territoriali. Poi ci sono dei contesti specifici in cui è mantenuto la gratuità del tampone, l'area della disabilità, quindi gli operatori, i familiari, i caregiver che sono coinvolti nell'assistenza continuativa di soggetti disabili. Rimane gratuito anche per i servizi ricreativi ed educativi rivolti ai minori. E infine abbiamo comunque lasciato la possibilità, su decisione della ULSS competente per territorio, di individuare particolari popolazioni a particolare rischio, quindi o delle popolazioni di interesse epidemiologico anche locale, che possono essere monitorate al fine di avere una valutazione della circolazione del virus in quel contesto.